C'è Matteo Marteddo adesso, sì, il professor Marteddo, onorevole Matteo Marteddo. Buonasera, ma io do per scontato le riflessioni, l'impegno che ci metteremo per esaminare, rileggere e studiare sulle relazioni e riflessioni che sono state fatte stamattina e anche questo pomeriggio, in particolare le due relazioni del professor Angioni e di Guido Melis. Molti titoli e molti argomenti per lavorare forse i prossimi mesi. Io ringrazio l'onorevole Soddo per avermi invitato. Fra l'altro, quando si produce pensiero come qua, insomma, preferisco questo format rispetto alle cene da 1.000 euro, insomma, qui si produce pensiero anche gratis, per cui venendoci gratis mi piace molto. Mi è piaciuta molto la conclusione della premessa dell'onorevole Soddo di stamattina, che fra l'altro gli hanno tagliata, quando ha detto dobbiamo dare un nuovo senso alle cose, che è la stessa conclusione di Guido Melis quando ha detto non sappiamo cosa fare, e cioè il senso moroteo appunto del non a pagamento, no? che citava Moro in continuazione. Il tema: esiste la questione sarda, è come dire, esiste l'anima, cioè una realtà metafisica ormai, insomma, no? Come è stato abbondantemente detto in maniera più brutale anche da Suru stamattina. Io però cito due cose molto brevemente, insomma, un'idea molto, molto breve. Nella storia sarda del dopoguerra, normalmente questione sarda si è identificata con le sue cause, c'è stata un'identificazione quasi strutturale, insomma, quasi linguistica fra causa ed effetto. Cioè c'era un fondamento per parlare di questione sarda, c'era il suo fondamento che diventava questione. Ed è stato questo momento fondamentale, soprattutto nel dopoguerra, di cui si sta parlando molto oggi, no? Delle questioni legate alla rinascita. Ma si produceva una questione sarda, si parlava di questione sarda perché si aveva la consapevolezza che c'era un fondamento strutturale, cioè che non era possibile non configurare una questione sarda, non solo in riferimento all'obiettivo politico che si intendeva raggiungere, cioè l'articolo 13 dello Statuto, e cioè le risorse aggiuntive del piano di rinascita, ma perché c'era una realtà effettuale sulla quale occorreva lavorare. Quasi che, insomma, come si diceva o come si dice, sapiens nihil affirmat quod non probet, cioè praticamente bisognava produrre una questione perché c'erano i fondamenti. Io di recente ho avuto un piccolo conflitto, tra virgolette, insomma, con l'onorevole Soddo sulla vicenda appunto dell'ultimo pugno di terra, che la giunta regionale in quegli anni aveva preso come simbolo della descrizione, della narrazione della Sardegna. Avevano affidato a Fiorenzo Serra l'incarico di fare il film. Fiorenzo Serra ci ha messo presidente Corrias, assessore alla programmazione, alla rinascita De Riu, Francesco De Riu. Fiorenzo Serra aveva fatto il film e dopo qualche anno, insomma, l'ha consegnato. Dicono i cronachisti, quelli che descrivono quel periodo, che è stato visionato in una stanzetta della torre di Viale Trento, e la giunta regionale sobbalzò sulle sedie quando ha visto questo film, perché non era possibile descrivere la Sardegna in questo modo, non era possibile non dire che la Sardegna era già cambiata, che era in corso il piano di rinascita. Insomma, la Sardegna non poteva essere descritta in quel modo. E fra l'altro cosa conteneva quel film? Conteneva 5 clip, 5 microfilm, 5 docufilm dove i pastori di Barbagia venivano descritti. Il titolo era Pastori preistoria, insomma, no? Fra l'altro, quindi la pastorizia in Barbagia era la pastorizia omerica, con le sue faide, la descrizione del morto ammazzato a sedilo con le mosche sulla faccia, insomma cose anche drammatiche. Cabras e il feudalesimo. Cabras era l'ultima epigone del feudalesimo in Europa, probabilmente, no? Dello schiavismo. Carbonia come urbanesimo forzato, ma che stava già andando in crisi, profonda crisi,
l'emigrazione, che era sempre un fatto devastante per i paesi dell'interno soprattutto. Allora, questo film è stato, dicono i cronachisti, definito dalla giunta regionale allora anti-autonomistico, amaro, disfattista, deformante la realtà, è prodotto da una mente marxista, insomma, questo virgolettato, lo sto citando virgolettato. Naturalmente io ho scritto così in un pezzo e Soddu mi ha rimbrottato dicendomi che io seguivo una classica leggenda isolana in maniera acritica, fra l'altro, quindi che non conoscevo le cose, ci siamo dati uno scambio di riflessioni scritte, fra l'altro io ho fatto pubblicare da un giornale integrale la risposta di Pietrino Soddu. Soddu cioè liquidano la prima parcella a Fiorenzo Serra, Soddu gli ridà l'incarico da assessore alla Rinascita e ne esce fuori il film un po' più decente, insomma un po' più colorito, dove sì, c'è la Sardegna così, ma c'è anche la Sardegna della Rinascita, la Sardegna che migliora, eccetera, eccetera. Quel film primo è andato distrutto, spezzettato, frantumato, finito nei cassonetti, è stato ripreso qualche anno fa dalla Cineteca Sarda e oggi veramente è bello vedere il primo film, naturalmente. Ma io voglio dire che quando c'è stato questo scambio anche di lettere, insomma, con l'onorevole Soddu, lui mi disse, e lo ha scritto, ma puoi tu pensare che io non fossi d'accordo con la prima stesura del film quando io ero sindaco, venivo a fare il sindaco di Benetutti, ero dirigente della Democrazia Cristiana, avevo sconvolto, diciamo, il panorama politico regionale perché ritenevo esattamente così, che la Sardegna era quella e su quello volevo basare la mia idea di rinascita. Chi non era d'accordo su quello, lo posso dire perché me l'ha detto, erano i due assessori sardisti che non ritenevano di dover. E fra l'altro i commenti erano fatti da Mario Brigaglia e da Peppe Pisano, che insomma erano quelli che... Quindi da lì ne ho tratto l'idea che il fondamento, diciamo, di una questione sarda era un fondamento oggettivo, cioè che l'oggettività delle cose, cioè la realtà sarda giustificava l'idea di una questione sarda, non era una sovrastruttura intellettualistica, esisteva nella effettualità. 10 anni dopo, vado velocemente, si alza l'asticella, si aveva ancora bisogno, si è avuto bisogno per lanciare e rafforzare l'industrializzazione, insomma, Ottana, di alzare l'asticella sul fondamento della questione sarda. E cosa poteva essere se non i fenomeni di criminalità? Cioè la criminalità viene identificata come, non solo come momento fondante di una nuova questione sarda, ma era proprio la radice sulla quale costruire un nuovo sviluppo industriale. E badate che quando si parla lo sapete, insomma, di commissione medici, sì, era la commissione medici, ma c'era vicepresidenti, c'era Pirastu, poi c'erano i senatori Corrias, poi c'erano l'onorevole Marraccini, l'onorevole Marras, l'onorevole Milia, l'onorevole Molè, l'onorevole Pazzaglia, cioè c'era il fiorfiore, diciamo, dei politici sardi, non era la commissione medici, era molto infarcita, insomma, della politica sarda. E la cosa che colpisce è che alcuni brani oggi potremmo anche in qualche modo amaramente sorriderci su alcuni brani della relazione medici, quando dice che la criminalità, al titolo terzo del primo capitolo, la criminalità caratteristica della Sardegna è propria del mondo pastorale, cioè una questione quasi genetica del mondo pastorale, insomma, no? Che trova nella Barbagia il suo centro. Non lo so io cosa dico, che la distanza con Lombroso insomma, non è molto distante, insomma, no? Cioè è una caratteristica oggettiva praticamente del mondo pastorale. Ha una storia millenaria, strettamente legata agli usi e ai costumi, con il loro codice di vita, consacrato dal tempo e spesso contrastante con l'ordinamento giuridico dello Stato moderno. Chi percorre questa zona della Sardegna rimane colpito dal carattere di una realtà ambientale che si tenta di definire indomabile. In questo ambiente agropastorale di montagna vive una popolazione ferrigna. Soltanto gente di ferro può reggere ad un simile ambiente e amare la vita pastorale.
La genesi poi delle caratteristiche della criminalità, eccetera, eccetera, non è solo l'indigenza, non è solo la miseria, che è pure così diffusa in Sardegna, ma c'è una contraddizione intrinseca costante tra situazione, tra codici economici e sociali, culturali e il mondo che va a modernizzarsi. Quindi hanno forzato molto, non solo medici, ma evidentemente la Commissione ha forzato molto la realtà per giustificare, per dare un motivo, per dare un fondamento a quella questione sarda che si voleva costruire nuova per giustificare in qualche modo l'avvio della seconda industrializzazione. Se questo è, oggi abbiamo un fondamento per parlare di questione sarda, è questo che voglio dire. Io ho riflettuto su questo tema, insomma abbiamo avuto anche qualche scambio di battute e di pensieri, ma io non so se oggi, l'hanno detto stamattina in tanti, l'ha detto Soro in maniera ancora più violenta, non parliamo più di questione sarda, cioè, secondo il suo stile, non parliamo più di questione sarda, ma esiste oggi un fondamento reale, unificante, unitario, che ci può consentire di parlare di questione sarda? Oggi che sono frammenti. Oggi siamo davanti solo a frammenti di Sardegna, è un puzzle di elementi discordanti, se ci pensiamo bene. Globalizzazione. Ma globalizzazione cosa vuol dire? Che per esempio le fattorie Gennargentu di Fonni portano già il loro prodotto, che sono prosciutti e salsicce, ai magazzini Harrods di Londra, e questa è la globalizzazione. Oppure la delocalizzazione alla rovescia. Ci sono parti di Sardegna catarizzati, no? Da Qatar, catarizzati, no? Ci sono parti di Sardegna che si avviano ad essere catarizzati, cioè ad essere del Qatar. Il Presidente della Regione i giorni scorsi ha firmato un accordo in Ogliastra per la presenza degli iracheni, che voglio dire, insomma, o il contrario, insomma, cioè costruiscono uno stabilimento che poi esporterà in Iraq, ma in ogni caso c'è un rapporto, insomma, un rapporto dico interessante, non do giudizi, ma c'è un rapporto, c'è un tema nuovo questo, non è che c'era 10 anni fa, è un tema nuovo. L'immigrazione, che oggi se ne è parlato in maniera un po' svolazzante, ma è un tema secondo me che merita oggi, ed è una parte di Sardegna, l'Europa, il neoruralismo, le aziende moderne. In 15 anni i programmi leader hanno creato in Sardegna un reticolo di aziende che si sono modernizzate e che hanno fatto soccombere piano piano quelle che sono rimaste legate a sistemi arcaici, ma sono nate e ci sono e costituiscono parte integrante di Sardegna. La rete, Master and Back, WhatsApp, Facebook, Twitter, le LIM, le lavagne interattive multimediali, che sono ormai in ogni prima elementare delle scuole di Sardegna. Voi sapete cosa vuol dire iniziare il percorso scolastico in prima elementare con le LIM, cioè studiando, non come abbiamo fatto noi o la nostra generazione, forse anche la generazione di quarantenni, ma iniziare a studiare con un sistema come questo. Le multinazionali del commercio che stanno sconvolgendo l'asse urbano di tante città in Sardegna. A Nuoro in 2 anni, in una via di Nuoro, periferica se vogliamo, a Nuoro sono nati 10 megastore, dico 10 megastore, la maggior parte, 8 sono multinazionali. Mi sembra, insomma, Alexanderplatz, di Berlino, no? Quando ci passi. Poi non so dal punto di vista concreto del fatturato, ma se ci sono vuol dire che c'è anche fatturato. Sta di fatto che hanno sconvolto l'asse urbano della città, la città si sposta senza nessuna guida di tipo amministrativo, naturalmente, perché è difficile. L'ambiente, anche le scelte della regione degli ultimi anni, no? Così Susercone, Cambales, hanno creato una sorta di attenzione, di lavorio dei comuni del centro Sardegna. Nessuno più oggi protesta, non c'è nessuna protesta dei pastori perché l'ente foreste ha 200.000 ettari, quasi tutti nel centro della Sardegna, non protesta più nessuno, cioè viene accettata la cosa, c'è un'integrazione di fatto
che sta cambiando proprio diciamo, il volto dei paesi del centro Sardegna. Allora, e questo è il fondamento oggi che abbiamo, questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare, su cui bisogna lavorare. E quindi probabilmente questo fondamento va creato, va prodotto col pensiero prima di tutto. Non c'è oggettivo come poteva essere nel film di Fiorenzo Serra, va creato. Chi lo fa? Non credo la politica, non c'entra nulla il Presidente della Regione o la Giunta regionale, non credo la politica, che insegue naturalmente, che insegue. E poi è chiaro che la Regione, il Consiglio regionale, se penso che le regioni ormai sono più che altro nel mirino della spending review, più che oggetto, diciamo, di progresso del Paese, ma se penso anche che la Regione Sardegna è regolata per i procedimenti di spesa ancora dalla legge 1 del 77, cioè dalla legge Soddu, capo di gabinetto Selis, con qualche modifica dettata dalla riforma costituzionale dell'elezione diretta del Presidente, ma le procedure della legge 1 che sono dettate dall'articolo 4 di quella legge sono identiche dal 1900, stiamo parlando insomma, del neolitico recente, no? Al di là delle persone che l'hanno fatta. Allora, chi può fare questo? Io credo che lo possono fare iniziative come queste, perché anch'io concludo come Guido Melis, non lo sappiamo. Chi può fare questo? Penso la cultura però che possa iniziare a farlo, iniziative come queste, come altre, cioè nel senso che mi sono convinto che probabilmente bisogna partire dal pensiero prima che dall'azione, e questo per legarci anche a quello di cui stiamo parlando, cioè Dettori. Io l'ho conosciuto quando ero stato eletto sindaco, ragazzino, a Rutelli, il primo viaggio a Cagliari, che era già una fatica immane, insomma, ci ha ricevuto lui, mi ha anche incoraggiato, no? Parlando un po' il logudorese naturalmente, parlando in dialetto nostro, mi ha incoraggiato ad andare avanti. Poi però, siccome c'era deferenza verso il Consiglio regionale della Sardegna, sono passato da Gonario Gianulio, che mi ha invitato anche il pranzo, fra l'altro, quindi non ho pagato manco il pranzo. E c'ho solo questo rapporto, diciamo, visivo con... Però forse bisogna tornare al pensiero, prima che pensare, perché qui io mi sono reso conto che c'era una discrasia qui tra chi produceva pensiero, anche stamattina, anche questo pomeriggio, e chi vuol passare subito all'azione, ma è difficile passare all'azione. Io credo che occorre forse che la cultura sarda produca prima pensiero, proprio sulla linea e nel nome di Dettori, oppure di Luscio o anche di Nino Carrus. Ecco, grazie.